E buonasera a tutti, BCTV, e tengo le oie di 20 del su mese di triula, già due messa e 20 chimme, dia di domenica, oggi siamo. Bene, cominciamo diretto chissà cose che bisogna vedere, danne una baitata prima di tutto commenta sempre la saida nostra, come si presenta, bellissima sempre naturalmente, che mi piace di presentare pure le date del video che bisogna, però insomma non posso hackere tanta scuola, non posso andare all'ugola a fotografare a una nia, eccetera, eccetera. Se me la diano inviare dalla fotografia, io la diamo pure ponere, insomma, che penso che sia musicinato di una matessi. Ida. Bene, voi si presenta su quello che in questa bella nughetta di striato, di voi una macchia dei colori in mezzo di questo biaitore bellissimo, insomma, ecco. Vediamo scaricate la voto, questo sta a campo largo, così adesso scampo, so, ecco, questo è un campo pure a strinto, e inoltre si detesta una panoramica, questa insomma una panoramica, naturalmente è una deformazione, ma la poata può vedere questa idea incorniciata tra la scopertura e il succhero proprio, un po' a che vedere chi è sul coro questa fotografia, comunque quasi di un'opera d'arte. Bene, andiamo a diretta in una sozza la Vallo de Oie, 30 battol grados temperatura massima, 22 grados temperatura minima, che lo che in Carchinughedda, ma insomma pacca roba e spalazzato, belle che potete da dire. Crasa invece abbiamo insomma tesi più o meno 36 gradi, 2 gradi sempre addirittura, 20 gradi a minima, e spalazzato belle che potete da dire che in Carchinughedda che si presenta verso dai mezzodie a sa una. Bene, andiamo che non toccamento d'oro, assente vistichesa o cogliata bisti, che sono venuti a mancare in Aterua, in questo caso si tratta di Olbia, tanno che nel Degai tocca di aumentare chieste, in Olbia 80 chimbanno, finché è morta Francesca Loi, con nota Sicona, Gattia di Elias Marredda, De Visti, frate del Don Marredda, mamma di Michele e Ellina, Francesca Loi, fiallo Vulesa, e fa chi sa pasticcera, batto di sbagli, no, come è mancato una T, prima in Bizzi e poi in Olbia. Si interroga il lunedì 21 a Sardecche e Sacreglia di Sant'Ignazio dell'Acquoli, Olbia. Andiamo mi pare dell'epoca nota pure poi sul liceo in Bizzica, bini questo e bini rode un'altra pure binata pasticcera, come normalmente fino della media, ma della media baiana con Zilleri. E quindi come no, però stai mi lamento bene come pasticcera. Bene, andiamo da innanzi. E facciamo un appuntamento che va su 23, mercoledì 23 di Triula, alla 7:30, in Bizzi, Piazza delle Mulmelò, Calone, la Società di Culturale Sinnos, Salone Comunale dei Vizi, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, il Tenore Romanzesu, presenta inaugurazione della pittura murale dedicata a Giorgi Ena, dirigente sindacale 1909-1980 Kimbe. Tutto impare, amo ad ascoltare la poesia di Alessa Aldae, Ivana Bandino, Giovanni Carro,
Chiara Mameli, Giusy Massidda e Lucia Pilas. Accompagnamento musicale di Andrea Sanna e tenore Roman Cesu. Quindi tutti i coordinati naturalmente dal Sozio Culturale Svinnolo. Ecco, io penso forse il Villa Cresce è presente, ma non ne sono sicuro, quindi dobbiamo attrezzare, però anche in modo che non manca la diretta di BCTV, però insomma io ho già un appuntamento piccato, un po' questioni politica, e noi scusi a poter essere presente. Intanto eri BCTV presente a questa sabittese, tanta gente, come deve essere evidente, è veramente in allegria, complimenti, complimenti, complimenti a Sabitese, per tutta questa cosa schiacchete, merito Manu, di tutto Saida, a una polisportiva, a chi mantenete, piscinoso, sovanoso, sempre in attività, in interesse, a si sport che è veramente usuale di una società. Ecco qua. No che bisogna, la fotografia che ha cominciato a parlare al mese, e no che comandiamo all'uvola. In l'uvola BCTV ha scritto su convegno che vite su su presentazione del suo libro Costume. Insomma, questo libro che è stato presentato in viste, scraro, che l'uvola pure battapito uno dibattito, devo andare non metalongo, caso, moderatore l'ha fatto terminare belle che subito, insomma, insomma, vabbè, un intervento del suo pubblico e un altro del suo relatore, di uno del suo relatore, e quindi dibattito, insomma, lasciamo, non viene sapito, però tu parli del diverso, sono vestito da fuori, sono si parla che non vestito da fuori in bici, e cioè su costume, este un abito di scena o este una vestimenta da ponere in occasione di esta e una ricorrenza da particolare della famiglia o de pure de saida, insomma, de ponere al festa, de ponere al cerimonia e così via. E cioè, est una cosa morta o est una cosa via. Casarreio sono relatore del campato praticamente scustus, Aida de Lubra in questo periodo in un bel vestimenta l'esattente la sinistra iata su costumene, cioè il materiale in solmatessi, il sesto e così via, ma chiaramente è una cosa la vestimenta, una cosa su costumene, e Saida in questo periodo è una ida povera e dunque non poter un costume simile o uguale a questo per esempio dei vizi che hanno una ida abbastanza ricca. Ecco, quindi qual è il suo problema? Torniamo a su costume del canno da ida fi povera oppure come è nato, cioè una intervenuta dal suo pubblico che ha presentato poi la quella di fotografia sul costume che sa il facchenne e deste imparando a fare a tanta chi piano a imparare sul costume viaggia che si sente, cioè sei da noi più povera è più ricca di prima, quindi poi dovete usare uno costume povero, sì, e non lo esploso, ma pure prima i begai, vi in vista, è successo, su musichito, chi su costume, scritto, un che ne addobo so, e che in aggiornamento so, povero, so, poi man mano che sta arrivato sul materiale, se sta arricchito e bisa gara perché l'arricchiata del pruso. Questo processo è valido pure oggi oppure no? Oppure ne abbiamo un costume di scena, cioè di usare anche una scena folk, è una scena folcloristica, c'è una maschera, ma manco la maschera scuro, sono gai virma. Dai, sto una reiuno comunque, ecco questo è sul costume di uomini, come vedete il costume di uomini non è che differimenta sono dai satiri, insomma, la differenza sono fatte. E questo è sul costume di Emina, ecco, questa è esa sarta, esa mastra, chi è travagliando
può imparare a l'uvulese a fare questo costume. E come potreste vedere, questo costume non si assimizza nemmeno, cioè vabbè, non si assimizza, è un'evoluzione del suo costume antico che si usa anche in l'uvola. Allora, qual è il suo costume dell'uvola? È scusto o è steso prima? Ma io ho un'opinione, dopo del questo penso che il costume sia un abito de gala, che come in tutti gli abiti de gala si sviluppano anche su tempo e si arricchino, che su tempo si batte arricchimento della collettività che lo usa, si impoveriti, si batta impoverimento. Questo è su parere mio, poi è chiaro che non è su parere di tanto satero, ma io penso che sia una cosa via, e non una cosa morta. Questo è su costume di Lugula. Bene, andiamo ad innanzi parliamo de attero, del preciso, andiamo, vabbè, in scuola, ma andiamo qua su mastro, de questo canto in limba in onore di Sapompia, este vistichero Sebastiano Delai, Bustiano, Delai, chi este su maestro, forse in italiano magari rendete poi, ma penso che pure in sardo sia lo stesso significato, Eminas impare che hanno dedicato questo canto a Sapompia. La Pompia li scrittere oramai sta caratterizzando in scuola, viene sì, est in competizione chi non liana, insomma, su di questa questione, però insomma se la sta ritagliato abbastanza bene in scuola questa cosa del Sapompia. Un inno a Sapompia, l'agrume caratteristico della baronia e in particolar modo di Siniscola. Trova riscontro anche in campo musicale con una composizione in limba da parte del coro femminile siniscolese. Eminas impare, il canto in lingua sarda, dedicato a Sapompia, agrume e simbolo, è stato scritto e musicato dal direttore Sebastiano Delai, che per celebrare questo frutto unico da cui si traggono gustosi dolci liquori. Il progetto per ora, solo agli inizi, rientra in una raccolta di canti sacri e profani in lingua sarda, che secondo le intenzioni è destinato a confluire in un CD musicale. Tra le opere già realizzate, Samissa in sardo, Piantas Niedes, Pilastro de Amore, Sardigna e altri brani. Il nuovo inno a Sapompia è stato presentato a fine giugno nei locali della Fondazione Farristede, ottenendo un primo attestato di merito e sarà ripresentato dopo la pausa estiva del coro nel prossimo mese di settembre. Sicuramente dobbiamo usare l'occasione dell'intendere questo canto e pure appena da chiesi che questo CD, visto che vi potete dare conto, danne merito a chi è travagliando, sia a su mastro, sia a su coro. Bene, servizi segreti a Sosenato, di noi che abbiamo stessenne, dopo questa visita del Nox a Sosenato, scusate, a Sosenato, e abbiamo monitoraggio sulle attività per l'osservatorio Einstein Telescope. In corso controlli continui sull'utilizzo dei cospicui fondi pubblici stanziati. Il sito e l'operazione di Sosenato sono già materie di rilevanza strategica nazionale, lo dicono diversi sopralluoghi. L'ultimo venerdì mattina ad acquisizioni documentali affidati a personale dell'AISI, delle articolazioni del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, e cioè carabinieri del NOE di Sassari, competenti su tutto il nord Sardegna. In via del tutto riservata, ovviamente i dettagli non vengono resi noti, è iniziata una serrata azione di monitoraggio su tutte le attività in corso a sostegno della installazione dell'osservatorio Einstein Telescope, una delle più importanti infrastrutture di ricerca europea per la rivelazione di onde gravitazionali. La Sardegna è al centro di una procedura che avrà ricadute su diversi settori, anche rilevanti per la sicurezza nazionale.
una procedura che richiede controlli continui sull'utilizzo dei cospicui fondi pubblici stanziati. Il personale del NOE ha iniziato ad acquisire e verificare i documenti degli attori nel teatro operativo di Sosenatolo. Si parla di soggetti pubblici e privati che da qui in avanti saranno nel sito di Lula per importanti e delicate commesse pubbliche. I carabinieri hanno effettuato un'ispezione nella miniera dismessa di Sosenatolo, dove tra le altre attività è in corso la mappatura delle faglie e delle cavità sotterranee. Si tratta di un'operazione fondamentale per garantire la sicurezza e la solidarietà del sito che ospiterà il telescopio. I segreti della miniera. Il NOE sta acquisendo le informazioni su tutti i soggetti che collaborano con la IGEA SPA, la società che gestisce il sito, ma anche con tutti gli altri partner che lavorano per portare in Sardegna l'osservatorio e sono presenti dunque a Sosenatolo. Vengono verificati i requisiti, certificazioni ambientali dal punto di vista strettamente amministrativo, caratteristiche e attuazione degli appalti e documentazione relativa. Il NOE, come le altre articolazioni dello Stato, si sta muovendo a Sosenatolo su input del Ministero dell'Ambiente, dell'Università e degli Interni. Sono sotto osservazione attività nella miniera dismessa e non si tratta solo di controlli ambientali sullo smaltimento fanghi. Al governo nazionale interessa verificare l'eventuale presenza di elementi delle terre rare. La partita è molto delicata perché il sito di Sosenatolo potrebbe essere monitorato anche da altri stati per acquisizione non autorizzata e non amichevole di informazioni. Per questo i controlli riguarderanno tutti i soggetti che entreranno a vario titolo nell'area, ecco poi tra gli agenti segreti. Il caso G8. I carabinieri del NOE hanno maturato una importante esperienza durante la disastrosa vicenda del G8 della Maddalena. I militari scoprirono che la grande operazione pubblica della riconversione dell'ex arsenale, con bonifiche costosissime mai attuate, si è trasformata in uno scandalo di Stato. A Sosenatolo si parte subito con un altro passo. Bene, inizia su scontrollo. Nel che non vamo imbrogliolo. Bene, i suoni del telaio tornano a Sarule, anche gli uomini ad essere capiti. L'artigiana, un ragazzo può imparare quest'arte, ormai siamo rimaste poche. Ci sono pacca, la femmina che lavorano sul telaio, quindi batta pure uomini che sono interessanti, ne pulite non, insomma. Non mi pare che sia un'arte che non si possa imparare, o che sia un'arte che bisogna sa un'edea, si può fare pure in pantaloni. Il nuovo bilancio europeo, 1 miliardo a rischio per l'isola. I fondi UE saranno gestiti dai governi che sceglieranno come e dove usarli. Quindi molto importante questa programmazione, rischierete usare in aree del programma europeo. Massima preoccupazione per i nostri conti. La realtà è che se la proposta di bilancio della UE passasse, e speriamo proprio di no, la Sardegna non solo perderà risorse oggi non quantificabili, ma soprattutto perderà la capacità di trattare direttamente con Bruxelles i fondi per le proprie aziende. Dovrà rivolgersi al governo, naturalmente, altro che insularità, eccetera, eccetera, per vista questa prerogativa del trattare questa Europa. Dovrà rivolgersi al governo che gestirà l'intera somma destinata all'Italia nelle forme che meglio riterrà e tanno manco casa assessori che se non si ne adatta per fare quadrare i conti saremo costretti a stanziare fondi regionali, come già adesso facciamo per coprire risorse cancellate, ma così l'intero bilancio della regione crollerà. È molto preoccupato l'assessore al bilancio e vicepresidente della giunta Giuseppe Meloni, dopo che la rivoluzionaria proposta di bilancio della presidente della commissione UE von der Leyen è stata resa pubblica. Nei 6 anni, dal 2021 al 2027,
Noi riceveremo fondi dalla UE in totale per 2 miliardi di euro, esclusa l'agricoltura, destinati a investimenti e interventi infrastrutturali, anche specifici, per le isole e per le regioni meno sviluppate. Se passasse il nuovo bilancio, almeno 1 miliardo non sarebbe più assicurato alla Sardegna, ma sarebbe assegnato al Fondo Nazionale gestito dal governo e quindi vi vediamo in binocolo. Oh, yeah. Andiamo da innanzi e parliamo del premio Covid, bonifico in arrivo, siamo dai danni della Regione Sarda, erogato 1.100 euro a testa ai 636 lavoratori delle ditte esterne. Dopo 3 anni gli ausiliari sorridono. Cioè, cosa stiamo chiamando l'usanza adesso ospedale, se finalmente gli arriva sta qualche cosa, insomma, poco mochini assolutamente cancellato. Oh, yeah, yeah. Andiamo da innanzi, Galo. Vediamo. Telecomunicazioni, Tiscali rilancia la sfida. Intervista a Stefano Zaccutti, amministratore delegato. Siamo un'azienda diversamente grande. Tiscali è un'azienda sarda che poi si sparta in tutto quanto in su mondo dobbiamo andare, insomma, comunque la direzione est è una società per azioni, ma la direzione resta Galo, in parte perlomeno in Sardegna. Lo sguardo sull'intelligenza artificiale, il progetto Villanova alimentato con fondi europei. Strano il destino del nuovo amministratore delegato di Tiscali, Stefano Zaccutti. I genitori hanno vissuto a Cagliari negli anni 50, lui è nato a Roma, ma dopo molto tempo è tornato nella città che ha conosciuto attraverso i ricordi familiari. Dallo scorso 27 giugno guida l'azienda insieme a Fabio Bartoloni. Il quadro societario è mutato in questi ultimi anni. Tessellis, controllata da un fondo di investimento statunitense, è la società capofila. Prima si chiamava Tiscali SpA, quotata in borsa, attiva nel settore delle telecomunicazioni. Tiscali Italia, che si è allargata dopo la fusione con l'Inkern, è la principale società operativa del gruppo, con poco più di 1.000 dipendenti divisi tra Cagliari, Bari, Taranto, Roma e Milano, di cui il 60% donne, il 90% impiegato nel sud Italia, oltre la metà, 550, lavora in Sardegna, nella sede di via di Sailletta, alle porte del capoluogo. Poco meno di 1 milione di clienti utilizzano i servizi dell'azienda fondata da Renato Solo. Il fatturato ammonta a circa 220 milioni di euro. A disposizione un'offerta integrata di servizi fissi e mobili con un approccio multitecnologico. Tiscali sta gestendo il progetto Villanova sull'intelligenza artificiale, alimentato da fondi europei. A una dimensione di medio e lungo termine ragioniamo sull'esistente, ma abbiamo anche l'occhio rivolto al futuro. Va bene, Zemuskin Tiscali. Terreni inquinati nel poligono, stop al pascolo. Siamo alle danne di Teulada, ma che non rischiata. Dopo l'intervento del prefetto, esposto in procura dei sindacati. Stop al pascolo del bestiame nei terreni del poligono. L'inquinamento in alcune aree ha superato le cosiddette concentrazioni di soglia di contaminazione del suolo. E il prefetto di Cagliari, in una nota inviata a governo, regioni, comuni di Teulada, Sant'Anna Resi, ha disposto che, in attesa di ulteriori controlli sull'inquinamento, pecore, capre e bovini non potranno più pascolare in alcune aree che sono di uso esclusivo del Ministero della Difesa. Ecco, questo è tutto la cosa buona che non va tutto. Già servitù militare. Dermatite, le ASL aspettano i vaccini, corsa contro il tempo. Slitta l'avvio della campagna di profilassi. Padru, abbattimenti sospesi per di fila. Le dosi del farmaco arriveranno all'istituto zooprofilattico tra domani e martedì, poi la distribuzione nei territori. Io come noi che ben comprendo metterlo per questa cosa.
ma costa degli abbattimenti, eccetera, eccetera, no vax animale e così via, hanno ritardato la risoluzione della peste suina, hanno ritardato. E io penso che no vax e anti-abbattimento di questo animale a ritardare del che ocara fuori a questo altro tipo di peste, semplicemente questo. Poi sul giornale neanche un eroe di queste che narrata, io non lo so, non lo so che vaccinare, eccetera, eccetera. Non sono di sé per il eroe suo. Il monito dell'ex senatore, ignorati, partiti, difficile fare le riforme utili ai sardi. La sanità non basta commissariare le ASL, ma ora sì. Manarami tu, caro ora, sempre sei stato uno colono, sei stato e come giunta slegata dalla società. Urge verifica. L'assessore Sata non ci rappresenta più. Todde riunisca la coalizione. Ecco qua. E sta arrivando su Bertinotti di turno che ingatti imbolati sul governo. Sanità, caos, caos nomine, i ricorsi dei manager saranno un guaio. Questo sì che è una patata bollente. I numeri praticamente sono lo schini amministratore dell'SL sono stato dimesso del voto d'imperio poi pone sul commissario. Ma questo non, a quanto pare non si poteva fare. Può dimettere uno funzionario che è stato assunto come funzionario e non come commissario, perché è motivazione grave, che sono motivazioni previste dalla legge. Invece i succediti, che allora tutto canto di misure abbiamo posto Kim 5 stellato, insomma, che sono arrivato belle che pronto e ha terpilato uno pacchetto pure su PD, è sterpilato ma poi è finita Gai. Però la cosa comunque sta in tribunale. L'opposizione critica, campo largo sereno, Frau, uniti per Todde, andiamo avanti, e cioè per la sanità sarda è tutt'altro che una vittoria. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare dell'ex DG dell'SL di Sassari, Flavio Sensi, come gli altri manager sardi, sostituito da commissari. Ha inoltre disposto che il TAR si pronunci sul merito del ricorso presentato contro la revoca del suo mandato e sui profili di incostituzionalità della riforma sanitaria. L'udienza pubblica al TAR si terrà il 29 ottobre e chissà che cosa ne verrà fuori. Il 3 dicembre toccherà invece alla Consulta esprimersi in merito ai profili di incostituzionalità della legge regionale 8 del 2025 sulle disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario sardo. Intanto in Consiglio regionale il dibattito si è già acceso e alla preoccupazione del centrodestra fa da contraltare la sicurezza del campo largo, tuttavia meno loquace del solito. Tranquillità, il Consiglio di Stato dice che sul ricorso di Sensi deve esprimersi nel merito il TAR e non il giudice del lavoro, spiega Giuseppe Frau, vicepresidente del Consiglio regionale del gruppo Uniti per Todde. Altrimenti attendiamo sereni e fiduciosi la legge sulla sanità e i commissariamenti sono legittimi e segnano una svolta dopo la disastrosa gestione precedente che ha lasciato i pazienti senza assistenza e gli operatori democratici, demotivati direi. Quindi come bisogna, lo santo che non è arrivato. Dai Roma, e ischi tutto. Arriviamo alla politica internazionale, raid di bombe sui palestinesi in attesa di ricevere aiuti. Che sto in strage continua che batta morto, è morto 12 die e pare che ormai sia diventata una cosa normale. Cioè intendiamo 100 morto, 200, 300 morto, cioè questa impressione ormai, emozione, un'emozione ripetita e quindi attenuata, insomma, invece in cui sicchini a morire, a bere e noi cerchiamo poi di salvare pazienti di ospedale da una malattia, da un tumore e Michele e spesa e sofferenza
familiare, personale, e in occhio invece la gente moriti, che isa musca, solo che abbatta i Stati imperialisti che si chiedono mannicare la terra adesso usatelo. Nuova giornata di sangue a Gaza, con oltre 100 palestinesi uccisi dai raid incessanti dell'esercito israeliano. Almeno 36 le vittime sono state colpite nelle vicinanze dei siti di distribuzione degli aiuti gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, una fondazione americana, vicino alla città di Khan Yunis e Rafah. È stato un massacro, l'occupazione ha aperto il fuoco su di noi indiscriminatamente, ha raccontato Mohamed Mokeimar, tra coloro che già alle prime ore del mattino stavano avvicinando ai siti per riuscire ad accaparrarsi qualche aiuto. L'Italia si allinea agli Stati Uniti, no alle norme OMS sulle pandemie, cioè in che pure basta populismo no vax, la decisione nella lettera ufficiale a firma del ministro Schillaci. Per mezzo di questa lettera le notifico il rifiuto da parte italiana di tutti gli emendamenti adottati dalla 77esima Assemblea Mondiale della Sanità con la risoluzione 7717 e il passaggio chiave della lettera a firma del Ministro della Salute Orazio Schillaci, indirizzata al direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, con la quale l'Italia annuncia il rigetto degli emendamenti previsti con la risoluzione adottata dall'OMS nel 2024 che prevedono un rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella preparazione e risposta alle emergenze di sanità pubblica. Ubbidin su dettate da Trump praticamente, mentre Trump che non so OMS. Tanto pare che sembra a questo punto. Allora, andiamo da innanzi, intanto questa è la questione della creia bombardata, l'unica creia cattolica cristiana in Gaza. Il raid un errore, dubbi legittimi. Sacra Famiglia, gelo di Parudin su Tel Aviv. Tregua Siria-Israele. Insomma, non bancreti in Vaticano. Città del Vaticano, quello che il cardinale Pier Battista Pizzaballa, ancora in visita alla parrocchia ferita di Gaza, non si è spinto a dire venerdì, lo ha detto ieri il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. È legittimo dubitare che il raid alla Sacra Famiglia non sia stato voluto. Dubitare che non sia stato voluto. La Santa Sede, dopo la telefonata di scusa del premier Benjamin Netanyahu a Papa Leone, annota Parolin dalla TG2 Post, esige chiarezza. Il Vaticano esige chiarezza. Diamo tempo per quello che è necessario perché ci dicano effettivamente cosa è successo, se è stato veramente un errore, cosa di cui si può legittimamente dubitare, o se c'è stata una volontà di colpire direttamente una chiesa cristiana, sapendo quanto i cristiani sono un elemento di moderazione proprio all'interno del quadro del Medio Oriente e anche nei rapporti tra palestinesi e ebrei. Quindi, osserva il segretario di Stato Vaticano, ci sarebbe ancora una volta una volontà di far fuori qualsiasi elemento che possa aiutare ad arrivare ad una tregua, perlomeno, e poi ad una tregua perlomeno, e poi ad una pace. Cioè praticamente non si chiede sapacche, casi chiede si chiede la guerra, poi si chiede a sperdere, come si chiede gallo la guerra in Ucraina, pioggiano di missili su case e scuole, Zelensky a Putin, negoziate subito, e invece risponde nuovi attacchi russi. Ancora attacchi massicci russi contro l'Ucraina, le nuove sanzioni imposte dall'UE alla Russia e la minaccia di Trump di aumentare la pressione su Vladimir Putin per costringerlo a sedersi seriamente al tavolo delle trattative al momento non sembrano sortire alcun effetto. Mentre il presidente ucraino Zelensky
propone a Mosca un nuovo round di colloqui di pace la prossima settimana, precisando che lo slancio dei negoziati deve essere rafforzato. Negli ultimi mesi la Russia ha intensificato gli attacchi aerei a lungo raggio contro le città ucraine, così come gli assalti e i bombardamenti in prima linea, sfidando in questo modo gli avvertimenti del Tikkun è stato su ballalloide americano, ma mentre lo zar intensifica l'offensiva, Mosca ha dovuto sospendere brevemente la circolazione dei treni nella regione meridionale di Rostov dopo un attacco con droni da parte di Kiev, oltre 70 dei quali abbattuti, che hanno causato il ferimento di un ferroviario. Questo l'abbiamo già visto. Scusate che stiamo tornando. Siamo ginocchio, 2, 3, 4. Benuda. Abbiamo finito, siete nuove de oggi e non damos appuntamento torna a casa. A stamatessi ora, poniamo a sigla e tancatura. No. Scusate, ma va successo qualche cosa. Non comprendete, ma è successo. Vabbè, comunque io in sigla e tancatura, gli diamo della torre a ponnere. Ecco qua. Bene, a menso vedere di buona tutta è BC TV, adioso e menso da casa.